puntata della Reginetta della Canzone qua a Ponte Longo in provincia di Padova. Queste sono le tre vincitrici della serata. Consuelo Micheletto, Grace Colonna, Ilaria Ercolani. Come dico sempre, belle e brave. A questa serata hanno partecipato anche in maniera esclusiva alcuni ospiti, tra i quali anche il sindaco di Ponte Longo, dottor Federico Sari, e il titolare di questa serata. Il locale si chiama Serale, Alessandro Bregantini. Allora, sindaco, vogliamo fare uno spot per questa favolosa cittadina? Beh, uno spot non si nega mai a nessuno, come si dice. Noi siamo una piccola realtà che stasera ha avuto l'occasione di ospitare una serata importante come quella organizzata dall'associazione Titanus, e quindi spero che questo possa essere uno degli elementi che aiutino in prospettiva anche a far conoscere Ponte Longo al di fuori dei confini comunali. È una piccola realtà, dicevo, che però si sta sviluppando, sta lavorando grazie a tante persone che si impegnano per migliorare la qualità della vita e anche le caratteristiche che così costituiscono l'elemento fondante di questa piccola realtà. Una di queste persone è sicuramente Alessandro Bregantini, titolare del Serale, che da un paio d'anni sta gestendo questa struttura comunale in maniera efficace ed efficiente, e speriamo che questo possa aiutare lui come gestore e noi come amministrazione a rendere sempre più ampio il numero degli utenti e il numero delle persone che possono conoscere il nostro paese e la nostra realtà. Grazie sindaco, volevo allora sentire anche dalle parole di questo giovane imprenditore Alessandro Bregantino uno spot proprio sul suo locale. Lo spot che posso fare io in questo momento è pubblicizzare i prossimi eventi che faremo. Venerdì 10 agosto faremo un bellissimo party, Miss Muretto Party, dove un'altra volta si esibiranno, questa volta, dei grandissimi cantautori del Triveneto. E a Ferragosto faremo una super maratona di Ferragosto, inviteremo anche il sindaco, vediamo se vuole venire a fare qualche gioco con noi. E poi ci vediamo per l'autunno, per l'apertura del nostro locale invernale. E noi ci saremo sicuramente, quindi l'appuntamento è qua a Ponte Longo per le serate al Serale.